Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno, mercoledì 10 settembre. Superare l'intransigenza. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Per meglio capire la parola di vita che ci viene proposta per questo mese, occorre tenere presente le circostanze che l'hanno suggerita. Sono gli inconvenienti che si verificano nelle comunità cristiane a cui è indirizzata la lettera dell'Apostolo Giacomo. Si trattava di scandali, di discriminazioni sociali, di un uso egoistico della ricchezza, di sfruttamento degli operai, di una fede fatta più di parole che di opere. Tutto questo dava origine a risentimenti e malumori degli uni verso gli altri, creando un stato di disagio in tutta la comunità. Già nell'epoca apostolica si poteva notare dunque quello che anche oggi vediamo nelle nostre comunità. Le difficoltà più grandi a vivere la nostra fede non sono spesso quelle che ci vengono dall'esterno, cioè dal mondo, bensì quelle che ci provengono dall'interno, da certe situazioni che vi si verificano e da comportamenti dei nostri fratelli, che non sono in linea con l'ideale cristiano. E ciò ingenera un senso di malessere, di sfiducia e di sgomento. Ma se tutte queste contraddizioni e incoerenze più o meno gravi hanno la loro radice in una fede non sempre illuminata e di un amore ancora molto imperfetto verso Dio ed il prossimo, la prima reazione del cristiano non dovrà essere quella dell'impazienza e dell'intransigenza, ma quella che Gesù ci insegna. Egli domanda la paziente attesa, la comprensione e la misericordia. Anche noi facciamo parte di varie comunità dove purtroppo ci possono essere tante cose che secondo noi non vanno bene. Ecco allora tante occasioni per vivere bene questa parola. Al posto della mormorazione o della condanna, diamo una testimonianza cristiana rispondendo alle eventuali mancanze di amore o di impegno con un maggiore amore e di impegno da parte nostra. Mercoledì 10 settembre. Superare l'intransigenza. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita, dicembre 1989. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.